Le questioni sono molte, nella pratica soprattutto si superano i casi che il legislatore può immaginare. Noi vediamo che ci sono stati moltissimi interventi da parte del legislatore che ha cercato di fare chiarezza, non riesce naturalmente a prevedere tutte le opzioni. Anche l'Agenzia delle Entrate interviene molto spesso, interviene risolvendo casi specifici, ma anche qui il problema è riuscire a fare ordine poi tra tutte queste pronunce, perché magari in certi casi possono sembrare contraddittori, bisogna un po' capire qual era il caso effettivamente sul quale è stato reso un parere. Questa è un po', diciamo, questa è la difficoltà pratica degli ingegneri a cui noi cerchiamo un po' di sopperire con questa collaborazione che abbiamo con l'ordine. Il professionista, quando fa le asseverazioni, si assume una responsabilità ed è chiamato un po' a garantire il committente delle opere, che comunque resta il beneficiario delle detrazioni ed è la persona, diciamo, con la quale l'Agenzia delle Entrate se la prende in prima battuta. Poi chiaramente la legge ha previsto che i professionisti debbano avere un'assicurazione adeguatamente capace in relazione agli incarichi che prendono, proprio per rispondere in caso di eventuali errori. Poi sarà bello capire quando cominceranno ad attivarsi queste polizze, perché chiaramente dove comincia la colpa professionale, dove in realtà c'è un'oggettiva incertezza, quindi dove effettivamente il professionista sarà responsabile, ecco, quello sarà anche quello un bel tema su cui spero non troppo per i committenti si discuterà comunque tra qualche anno.